Buonasera a tutti, non sono Alessandro Bergonzoni, sono Giuseppe Antonello, sono l'amministratore delegato di formazione in industria. Con settembre noi idealmente facciamo partire il nostro anno formativo, un anno formativo che si apre con la presentazione del catalogo corsi. Quali sono le tematiche? Le tematiche praticamente sono tutte le tematiche che possono interessare le aziende. L'amministrazione, finanza e controllo, 12 corsi sono previsti nel catalogo. L'area fiscale e legale, altrettanto. Il commerciale e marketing, anche qui 12 corsi per 208 ore. La qualità, sicurezza e ambiente, 30 edizioni. La produzione e logistica, 15 corsi. L'area estero, 11 corsi. L'Information and Communication Technology, 13 corsi. L'organizzazione delle risorse umane, altri 13 corsi. Noi quest'anno abbiamo immaginato la formazione come un viaggio. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Il nostro percorso di vita lavorativa sarà tanto più interessante, più soddisfacente per noi e per l'azienda, quanto più prevederà, come tutti i viaggi, delle tappe formative dove rinvigorire la nostra conoscenza. Lascio quindi la parola, o meglio il palco, in questo caso, ad Alessandro Bergonzoni e alle sue riflessioni sulla formazione. Mio nonno era un industriale, un uomo molto sportivo, con una grande formazione umana. Fu operata una gamba, risveglio, il dottore disse ha perso una gamba, lui sportivo rispose non potevano vincere tutte e due. Ecco, questo faceva capire la filosofia di un altro tipo di formazione. Facciamo così, mettiamoci sotto la pensilina e pensiamo, si chiama pensilina proprio perché dobbiamo pensare. Questo dico agli imprese, questo dico agli artigiani, questo dico ai creatori. Pensiamo, dice non ci piove, esatto, si chiama pensilina perché non ci piove. Dobbiamo pensare, questo dico ai politici, pensa. È una forma, noi siamo politici, siamo noi i politici di noi stessi. Noi abbiamo un governo interiore, un Parlamento interiore, votiamo tutti i giorni, ogni 5 secondi votiamo, quando sprechiamo acqua, quando guidiamo, quando guardiamo l'handicappato. Quella è una votazione, è un referendum. È l'infimo quello che ci sta uccidendo, è la mancanza di formazione alla grandezza. Noi crediamo nelle manie di grandezza, ma non nella grandezza. Noi crediamo nel potere come comando, ma non nella potenza come energia. Fai una formazione di viaggio, il viaggio, prima si diceva, viaggia, vai da Bali a Taranto, andate lì Tolno, plova. Perché non plovi? Perché parlo cinese? Perché i cinesi hanno capito che la parola realtà si dice lealtà. Perché noi la realtà la chiamiamo realtà e i cinesi la chiamano lealtà? Perché c'è un rapporto tra illusione e verità. Io faccio sempre l'esempio dei cannocchiali. Se io coi cannocchiali vedo gli stambecchi, per esempio, e senza cannocchiali no, coi cannocchiali li vedo senza no, che significa? Significa che sono disegnati nei cannocchiali. Allora, molti mi dicono c'è un disegno nella vita, c'è un disegno. Esatto, e sono gli stambecchi. Allora, il problema è se mi chiedono ma c'è una ragione? Ecco la formazione mia filosofica. Se mi chiedono c'è una ragione, io chiedo, ma è una ragione pura, una ragione d'essere o una ragione veduta? Ma dal cannocchiale la definirei sicuramente una ragione veduta perché spazia sull'infinito. Ecco il concetto di fratellanza. Mi spiego peggio. Se prendiamo eccetera eccetera che conosciamo meglio, eccetera muore, cosa fa l'altro eccetera? Che vita conduce? Come sta? Non ci avevo mai pensato. Farà la vita di prima, si alza, fa colazione, si veste, eccetera, eccetera. No, eccetera, eccetera, no. Non lo può più fare. Ecco il concetto di cooperazione. Ecco il concetto di altrui e altroismo. Allora, è anche una formazione comunicativa, quella di cui parlo io. E quando parlo di comunicazione parlo anche di televisione. La televisione
va guardata ma non accesa. Ecco, io penso, fatemelo dire fino alla noia, è un concetto, è un mezzo di distrazione di massa, e quando parlo di mezzo di distrazione di massa intendo dire che mentre noi siamo qui, o mentre voi state lavorando, mentre voi fate un corso, c'è sempre un giornalista in una televisione che chiede al padre di un morto cosa prova in questo momento. Ecco, allora uno dice, ma a te che ti interessa? Non vai in televisione, voi siete industriali, voi siete aziende, fate un altro lavoro. Ma intanto quella cultura sta crescendo. Qualcuno dice, ma tu piangi sul latte versato. No! Vorrei cambiare mucche, è diverso. Grazie. 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 Grazie un'industria, grazie a voi.